Una visita istituzionale qui al comune di Palma di Montechiaro. Ecco, il nostro giro le ha ritenuto oggi di essere presente a questo Consiglio Comunale per quale messaggio lanciare anche? No, più che lanciare messaggi anche nelle altre visite pastorali, nelle altre cittadine dove sono state, e ascoltare la storia della città dove mi trovo, perché come Chiesa noi abbiamo il dovere di inserirci e di lavorare in un territorio, quindi conoscere insieme e parlare insieme di queste realtà permettono a me e ai sacerdoti che sono presenti di avere una visione più completa. Un evento straordinario è stato quello di una settimana fa, i 25 anni della presenza del Papa, una bella manifestazione con tutti i vescovi, un documento importante che i vescovi hanno anche redatto. L'augurio è che non resti solo una manifestazione, perché purtroppo di manifestazioni se ne fanno tante. Quello è voluto essere un momento in cui si riprendeva il grido di Giovanni Paolo II e si rilanciava, anche perché poi è facile abituarsi e anche su certi argomenti preferire di chiudere gli occhi e di girarsi dall'altro lato. E noi se ora anche non abbiamo una mafia che uccide di meno, c'è una mentalità mafiosa che è molto pericolosa e che non permette a questa terra di risorgere come dovrebbe. Ecco, Palma è una città che negli anni ha avuto una sua storia anche in questo senso. Ecco, il messaggio che le lancia ai nostri telespettatori qui da Palma di Montechiaro. Ma il messaggio è vero che ci sono tanti buchi neri. È vero che ci sono delle realtà anche positive, sto vedendo nelle parrocchie un po' la vitalità che c'è, è solo che noi credenti dobbiamo credere che la fede non si vive soltanto in chiesa e questo è il nostro peccato originale. La chiesa diventa il punto di arrivo, per noi la chiesa è il punto di partenza, vado in chiesa per fare il pieno, per poi portare fuori quella realtà e quel Vangelo che il Signore vuole che io viva. Una settimana fa ci siamo visti perché qui c'è stato un evento importante, l'ambasciatore siriano, oggi il vescovo, dei consigli comunali straordinari. Ecco, che significato assumono questi, Sindaco? Da credente, prima che ancora da sindaco, considero questa una benedizione per la mia comunità. Alcuni giorni fa abbiamo parlato di pace, non entrando nelle dinamiche politiche che non erano l'oggetto di quell'incontro, ma di una voglia di pace che veniva da un lembo della terra del Mediterraneo. Oggi abbiamo in Consiglio Comunale, ma per tutta la città, la visita per quello che io considero un punto di riferimento in provincia di Agrigento, perché consente a tutti gli operatori, a tutte le istituzioni di mantenere la barra dritta nell'obiettivo primario che è il bene comune, il bene di una collettività. Con la visita di Sua Eminenza oggi facciamo una piccola storia di Palma di Montechiaro, perché in Consiglio Comunale avremo, Dio conservi in gloria e in vita sempre Papa Francesco, ma avremo qui colui che potrà andare a eleggere probabilmente il nuovo Papa quando questo sarà, quindi un cardinale, un principe della Chiesa, che però è sempre spoglio di questo suo importantissimo ruolo, ma è sempre a servizio degli ultimi, a servizio dei poveri, e come ricordavi poco fa anche tu, il suo grido in difesa dei migranti, degli ultimi, è sempre un punto di riferimento per noi amministratori, per darci ancora di più la forza di servire la nostra comunità. Una battuta, finisco, giusto per continuare, non potevo non farla alla Presidenza del Consiglio che effettivamente ha tanto lavorato per questo incontro. Presidente. Diciamo che oggi la presenza del Cardinale dà una nota di sacralità alla nostra giornata, ma non solo alla nostra giornata, ma alla nostra vita, perché ci fa riflettere, ci fa pensare quanto sia importante la relazione con Dio, relazione che deve essere in tutte le nostre azioni, in ogni nostra scelta per il bene di questo Paese, la nostra amatissima Palma.